Buongiorno, sono Silverio Giurgevic e sono il presidente del comitato direttivo regionale del Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia, dunque del CAI regionale. Ciao, sono Giorgio Di Giusto, sono un accompagnatore di escursionismo. Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Cignacco e sono un accompagnatore nazionale di escursionismo e istruttore di alpinismo del Club Alpino Italiano. In regione il CAI presenta 27 sezioni che coprono l'intero territorio e contano complessivamente 18.000 soci. In questo video, realizzato dalla SAF, la Società Alpina Friulana, che è la sezione di Udine del Club Alpino Italiano, potrete seguire alcuni esempi delle iniziative che tutte le sezioni regionali propongono ogni anno ai propri soci. In questo video vi mostreremo con chi andare in montagna, con chi frequentarla, con gli amici o in famiglia, ma in sicurezza. Scopriremo come diventare esperti di montagna, o meglio, come frequentare la montagna in modo sicuro e consapevole, attraverso i diversi corsi che il Club Alpino Italiano organizza, quali ad esempio escursionismo, alpinismo, sci alpinismo. Ma come si organizzano questi corsi? Quali obiettivi si prefiggono? E ancora, come si preparano gli istruttori? E perché no? Come diventare un giorno anche voi accompagnatori di escursionismo o istruttori di alpinismo. Parlando di montagna, e non solamente perché siamo di casa, occorre partire dal Club Alpino Italiano, un'associazione che fin dalla sua costituzione nel 1863 è il punto di riferimento per tutti gli appassionati delle terre alte. Il suo cuore, il cuore del Club Alpino Italiano, da sempre batte per promuovere l'alpinismo in tutte le sue manifestazioni, ma anche per lo studio e la conoscenza delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale. È un'associazione di volontariato con oltre 320.000 soci e da sempre si occupa di montagna a 360 gradi, organizzando attività guidate, promuovendo corsi di preparazione e di formazione, mantenendo una rete di sentieri in tutta Italia di oltre 7.000 km, gestendo rifugi e inoltre, ma lo vedremo più avanti, gestendo addirittura e organizzando niente meno che il Soccorso Alpino Nazionale con una sua sezione dedicata. E come parte del CAI, anche la Società Alpina Friulana, da oltre 150 anni, promuove la cultura dell'andare in montagna e lo fa con particolare attenzione verso quasi tutte le discipline che si possono praticare in ambiente montano, quali ad esempio l'escursionismo estivo e invernale, l'arrampicata su roccia, lo sci alpinismo, lo snowboard alpinismo, l'arrampicata libera, l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio, eccezionale, e ancora il canyoning, il torrentismo, la speleologia, il cicloescursionismo. Vi sono altre figure valide ed importanti e sono le guide alpine e ancora gli accompagnatori di media montagna. A loro ci si può rivolgere grazie all'albo del Collegio delle Guide Alpine oppure attraverso i classici canali web. Nei corsi non si trasmettono solo nozioni teorico-tecniche, ma anche i valori di una corretta frequentazione della montagna. Fin dall'inizio della nostra chiacchierata, lo ricorderete bene, abbiamo parlato che conta più essere consapevoli che essere esperti. Questo perché su un pendio, su una parete, in una discesa in grotta, in una corsa in mountain bike, non conta se un errore lo viene compiuto da Reinhold Messner o Mario Rossi. Questo, se siete esperti o meno, la montagna mica lo sa e tratta tutti allo stesso modo. Per questo motivo spetta a ciascuno di noi prepararsi sempre e con attenzione e soprattutto non dare mai nulla per scontato, in particolare sulla propria esperienza o sulla propria preparazione. Se decidiamo di fare attività in montagna, non improvvisiamo, ma rivolgiamoci a chi può condurci come le guide alpine o di media montagna, o decidiamo di seguire un corso della sezione CAI della nostra città. Occorre sapere infatti che per quanto si possa fare attenzione, in montagna il rischio zero non esiste. Proprio per questo esiste il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che è un'eccellenza del CAI. È una sezione particolare e autonoma. Tutti i componenti del soccorso alpino sono dei soci volontari e ogni volta che vengono chiamati mettono a repentaglio la propria vita per la sicurezza degli altri. Concludendo, vi lasciamo aperta la porta che vi abbiamo invitato a oltrepassare, facendovi vedere un modo nuovo di conoscere e di frequentare la montagna.
non solamente usandola, ma partecipandovi, facendovi condurre da chi è esperto e diventando esperti anche voi, e così contribuendo a proteggerla e amarla con consapevolezza. Bene, il CAI vi aspetta, siamo qui per voi.